spettacolo. La storia di Pinocchio è un viaggio tragicomico per nasi. Chi vuole che noi raccontiamo una storia? Fare a meno della scuola solo per oggi e per i prossimi anni. Assisterete al gran spettacolo dei burattini di Manzo Piuoco! Silenzio! Chi ha interrotto il mio spettacolo? Sei un cattivo burattino. Mi stavo divertendo così tanto a fare Pinocchio. Adesso tocca a me fare un po' Pinocchio, Va bene, tieni. Lo stavo facendo bene, Pinocchio. Lo sapere che anch'io quando ero piccolo ero un po' come Pinocchio, cioè... Io sono la volpe, zoppa nella gamba. E io sono il gatto, cieco da tutti e due gli occhi. Al paese di Barbagianni! La fatina lo trattava proprio come se fosse suo figlio. Pinocchio! Amico mio! Aia, piano, Pinocchio, sei di legno! Ah, scusa! Presto, Pinocchio tornò ad essere il burattino di sempre. Quando si racconta una storia, la magia non si compie finché la storia non è finita. Pinocchio, il tuo viaggio non è ancora terminato.